Buongiorno e ben ritrovati, buona domenica 26 febbraio a tutti voi telespettatori. Allora, prima di iniziare con la nostro telegiornale per raccontarvi tra cronaca, politica e economia il nostro territorio, il Veneto ma anche il nord-est, vi dico subito un appuntamento che riguarda la nostra programmazione importante perché dalle 17 di oggi in diretta trasmetteremo dal Duomo di Pieve di Soligo la messa che commemora i 30 anni dalla morte di Don Mario Gerlin, missionario, l'apostolo dei lebbrosi, così come è stato sempre chiamato. Quindi 30 anni dalla morte e la messa per commemorare i 30 anni della morte in diretta dalle 17 proprio su Antenna 3 per tutti i fedeli che ricordano questo importante missionario che si trova sepolto, lo sappiamo, in Brasile. Quindi ore 17, segnatevi l'appuntamento per la diretta. Iniziamo, lo ricorderemo anche più tardi, iniziamo la nostra prima edizione, dicevamo tanti temi, ma come sempre partiamo con la cronaca. La cronaca purtroppo ci riporta ancora una volta sugli incidenti stradali, 2 mortali nella notte, il primo alle 3 quando un 19enne di Sandona di Piave, Gabriel Andretta, è uscito di strada con la sua auto ed è finito nel canale Grassaga a Sandona di Piave. È successo appunto alle 3 di questa notte, era al volante di una Peugeot 208 che è finita nel corso d'acqua a fianco della strada che si imbocca da Ceggia per raggiungere la frazione di Fossa. Ecco, questo è il canale Grassaga. Sul posto sono ovviamente arrivati i vigili del fuoco e il SUE, ma per il 19enne non c'era più nulla da fare. A estrarre dall'abitacolo il corpo era stato il fratello del 19enne che lo precedeva con l'auto e non l'aveva vista tornare a casa. È tornato sul luogo e purtroppo ha cercato di salvare il fratello, ma non c'è stato nulla da fare. Questo è accaduto a Sandona di Piave alle 3 di notte. Sempre la scorsa notte un altro incidente mortale è avvenuto a Verona, lo schianto tra 2 autovetture. La vittima è un 61enne passeggero di una Toyota che è stata centrata frontalmente da una Fiat Punto dopo che questa, per cause in fase di accertamento, ha invaso le 2 corsie opposte di marcia. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Verona. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto proveniva da Corso Milano quando all'improvviso ha invaso le corsie opposte dove stava sopraggiungendo la Toyota. Nella tremenda collisione ha perso la vita il 61enne, mentre il conducente è rimasto ferito e con lui altre donne che si trovavano a bordo dell'auto, estratte dalle lamiere in condizioni gravissime, quindi è un bilancio che potrebbe purtroppo anche peggiorare. Sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico del conducente della Punto, un 23enne residente in città. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei veicoli per capire se questo 23enne fosse in condizione di guidare, visto che ha invaso la corsia opposta, purtroppo provocando l'incidente mortale a Verona. Quindi 2 tragedie nella notte, 2 tragedie della strada nella notte, purtroppo ancora croci in Veneto. Ancora la cronaca, interventi nella notte per le forti raffiche di vento da parte dei vigili del fuoco. Il più importante, lo vediamo con le immagini della pagina Facebook Occhio Jesolano, è avvenuto a Jesolo in via Levantina, dove un albero, un pino, è crollato sulla strada. Lo dicevamo, insomma, da ieri era stata diramata lo stato di attenzione per forti raffiche di vento, stato di attenzione che resta anche per la giornata di oggi e fino alla giornata di domani. Proprio la zona del litorale è monitorata, tanto che, lo abbiamo raccontato ieri, il sindaco di Jesolo ha deciso di rinviare i carri allegorici che erano previsti oggi. Nella notte c'è stato questo crollo di un pino in via Levantina. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone, ma certamente la paura per questo avvenimento. Ancora la cronaca e un altro fronte che stiamo raccontando da giorni, con episodi che si moltiplicano, quello dei ragazzini violenti. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche del caso di Treviso. Ebbene, ieri pomeriggio nel comune di Castelbelforte, che è tra le province di Mantova e Verona, in provincia di Mantova, ma ai confini con Verona, il caso che ha fatto scalpore di una 13enne che è stata attirata in un parco con una scusa da 2 coetanee
e compagni di classe che l'hanno aggredita a pugni in testa e al volto e poi anche a colpi di forbice, lasciandola sanguinante sull'erba. Le due responsabili appunto sono coetanee e compagne di classe. La ragazzina è ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove resta in gravi condizioni, non è in pericolo di vita, ma appunto le sue condizioni restano gravi. L'ennesimo caso di violenza tra giovanissimi. Un caso simile è successo a Muggia, quindi siamo a Trieste, una ragazzina di 14 anni accoltellata da un'amica per motivi passionali. Una lite tra ragazzine per motivi passionali è finita con una coltellata che miracolosamente non ha causato una ferita grave. La ragazzina coltellata, a 14 anni, è stata ricoverata all'ospedale Burlo Garofalo con una ferita tra una spalla e i muscoli pettorali. A impugnare il coltello è stata una quindicenne con la quale si era acceso un diverbio. È accaduto ieri sera alle 20 in via Frausina, Muggia. Nessuno avrebbe assistito alla lite, ma dopo l'aggressione la ragazzina ferita è stata notata dal gestore di una pizzeria vicina che l'ha aiutata e ha avvertito i soccorsi. La quindicenne che impugnava il coltello invece è fuggita, ma è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, le due giovani non solo si conoscono, ma sarebbero addirittura amiche. Nelle ore successive alla lite, i carabinieri hanno sentito la quindicenne che ha aggredito l'amica. A suo carico potrebbe configurarsi il reato di lesioni, che comporterebbe una conseguente denuncia, perseguibile però solo con la querela della persona offesa. Intanto la 14enne ferita è stata medicata nella notte all'ospedale Burlo Garofalo. Inizialmente si temeva una ferita grave, ma il colpo inferto miracolosamente non ha creato danni preoccupanti. La prognosi per la ferita subita è di 7 giorni. Appena possibile i carabinieri sentiranno anche la vittima dell'episodio per ricostruire nel dettaglio lo svolgimento dei fatti. L'indagine sulla vicenda è coordinata dalla Procura dei minori di Trieste. Sarà uno dei temi che affronteremo con gli ospiti della politica fra mezz'ora circa, quello dei ragazzini ormai fuori controllo con episodi di violenza sempre più gravi. Fra poco parleremo anche delle primarie. Oggi è il giorno delle primarie del Partito Democratico, si vota dalle 8 alle 20 nei seggi allestiti in tutto il Veneto, 61 nella Marca. Prima però c'è un altro tema che poi affronteremo e svilupperemo, quello della siccità. Ieri un altro allarme che arriva proprio dalla regione diretto a Roma. L'acqua è vita e per questo motivo io spero che si dia vita anche a livello nazionale a un piano Marshall per l'acqua, quindi per gli invasi e per tutto quello che è anche la tutela di questa risorsa idrica che molto spesso viene sprecata. Si rivolge al governo il presidente del Veneto Luca Zaia, invocando di fronte all'emergenza siccità un piano Marshall. Sebbene si alternino anni molto piovosi ad anni al contrario siccitosi, dice occorre riflettere sull'uso e la gestione dell'acqua attuando tutte le iniziative possibili. E ad esempio pulire tutti gli invasi alpini che ormai sono pieni di detriti per il 40, 50, 60%, quindi diminuisce del 50-60% la capacità di invaso delle acque, sono i nostri serbatoi. E dall'altro approfittare di tutta quella rete di cave che magari ci sono al territorio per fare in modo che questa rete diventi poi una rete anche questa di riserva idrica che è utile ai territori. Noi con le nostre forze economiche quello che possiamo fare l'abbiamo sempre fatto. Ovviamente qui ci vuole una nuova visione anche alla luce del fatto che l'acqua arriverà, la pioggia arriverà, però è innegabile che ci sia anche un cambiamento climatico, per cui per far fronte a questo delta rispetto al passato, questa differenza rispetto al passato è giusto. Si mettono le basi per una strategia a livello nazionale. Siamo in un momento veramente difficile da questo punto di vista, se non drammatico, perché la siccità porta delle difficoltà sia per quel che riguarda il consumo umano e animale e per la coltivazione, ma soprattutto anche per quel che riguarda gli incendi che ha interessato il Monfenera nel nostro territorio, però come potete vedere anche nelle grave del Piave è pericoloso qualsiasi tipo di accensione di fuochi e quant'altro. La Regione in queste ore ha però revocato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato 2 settimane fa, spingendo i primi cittadini, come ha già fatto proprio Pederobba, a dotarsi di ordinanze proprie per vietare l'accensione di fuochi all'aperto nel territorio. Questo è un grossissimo problema, certamente non si risolve dalla sera alla mattina, ma con una serie di azioni che devono proseguire. A Valdobbiadene abbiamo sottoscritto circa un mese fa un protocollo d'intesa, un impegno a sviluppare progetti con dei fondi che possono essere anche disponibili per realizzare dei micro invasi, piccolissimi invasi di acqua piovana che possa essere utile
per l'agricoltura. È indubbio che tutti dovremmo fare delle ordinanze, ci aspettiamo naturalmente che dalle autorità maggiori ci venga detto qualcosa. Vediamo che stiamo ripetendo quello che è successo lo scorso anno. È chiaro che cominciamo a preoccuparci perché naturalmente non solo mancherà l'agricoltura ma mancherà anche le persone, questo bene prezioso. Intanto la siccità e il caro energia spingono in alto anche le bollette del Consorzio di Bonifica Piave, in arrivo in questi giorni agli utenti del servizio. L'acqua scarseggia ormai da un anno e diventa ancora più dispendioso distribuire quella poca che c'è. Se a questo si aggiunge il caro energia, ecco la tempesta perfetta che si traduce per il Consorzio di Bonifica Piave in un aumento dei costi a carico degli utenti, che proprio in questi giorni stanno ricevendo i bollettini. Abbiamo avuto un maggiore consumo di kilowattora e una triplicazione del costo dell'energia. Perciò queste due cose messe assieme ci hanno provocato uno sconquasso, diciamo, del bilancio, che tra l'altro tra le pieghe del bilancio, siccome ci mancavano quasi 4 milioni per coprire la differenza, 2 milioni siamo riusciti a recuperarli con maggiori economie e scelte diverse all'interno del funzionamento del consorzio. E altri 2 milioni abbiamo dovuto invece chiederli agli utenti. Rincari che pesano soprattutto per alcuni settori agricoli. Soffre un po' meno chi ha la fortuna di gestire il prosecco, ma soffre molto di più chi ha il mondo del latte e della carne, che già di per sé come mercato e come momento particolare sta soffrendo moltissimo. La prolungata assenza di precipitazioni allarma sempre più e non solo l'agricoltura. Nella Marca le falde da cui si attinge l'acqua potabile non sono mai state così basse. Facendo riferimento al monitoraggio che sta sviluppando, che sta portando avanti l'ARPA, noi non abbiamo mai raggiunto un livello così basso da quando si fanno le verifiche del livello delle falde nelle nostre zone. I consorzi premono per la realizzazione di invasi per raccogliere l'acqua piovana e finanziamenti per la trasformazione irrigua con sistemi più efficienti. Io credo che la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare è trattenere l'acqua che abbiamo a disposizione e cercare di utilizzarne il meno possibile per ottenere lo stesso effetto. Le primarie del Partito Democratico è il giorno della sfida Bonaccini-Schlein, si vota dalle 8 alle 20, nella Marca sono 61 i seggi, 5 nel capoluogo, la nostra Anna De Roberto sta monitorando l'area montebellunese a Crocetta del Montello. Buongiorno Anna. Eccoci Nicola, buongiorno a te telespettatori, siamo con Giorgio Bottando che è segretario del partito, siamo a Trevignano, è uno dei vari seggi che sono stati allestiti tra Montebelluna, l'ex tribunale, a Crocetta del Montello, Piazza Marcato, e siamo proprio qui a Trevignano. Cerchiamo di sistemare l'inquadratura, il tempo non è particolarmente favorevole, ma insomma pare che l'adesione a queste primarie sia stata buona, ci sono buoni numeri. Io sono in giro da questa mattina, ho fatto un passaggio da alcune sedi di Treviso, quella di Fiera. Ecco, il vento non aiuta, abbiamo parlato delle raffiche di vento, insomma il tempo che non è dei migliori, che potrebbe anche ostacolare l'arrivo delle persone alle primarie. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento velocemente con la nostra Anna De Roberto. Dicevamo 61 i seggi nella Marca, 5 nel capoluogo, il voto dalle 8 alle 20, poi dalle 20 inizierà ovviamente lo spoglio, sarà da capire l'affluenza e lo scontro insomma tra i due sfidanti Bonaccini e Schlein per arrivare alla guida del nuovo Partito Democratico, la guida nazionale del Partito Democratico. Non riusciamo ancora a ripristinare il collegamento, allora cerchiamo di farlo fra poco. Nel frattempo, restando in temi economici, abbiamo parlato delle bollette del Consorzio Piave, in generale lo studio della CGIA di Mestre. No, vedo la Anna De Roberto, vediamo. Anna, vediamo se riusciamo. Eccoci. Nicola, ci riproviamo, il tempo non ci assiste, però come ti dicevo c'è una buona affluenza a queste primarie del Partito Democratico e devo dire che dai tempi diciamo di Renzi si torna a sentir parlare di rottamazione. Chi è venuto oggi a votare per le primarie del Partito Democratico ha voglia di un Partito Democratico nuovo, rinnovato. Ho sentito diverse persone, soprattutto donne, nominarmi Schlein, insomma comunque c'è l'esigenza di rinnovare
rinnovamento. Abbiamo fatto un giro per tante sedi, ti dicevo, Fiera, Sant'Antonino, la Loggia dei Cavalieri, poi c'è Santa Maria del Rovere, adesso siamo a Trevignano con il segretario. Qui chiediamo intanto come sta andando, se c'è un buon afflusso di gente, quello che vi stavate aspettando. Sì, beh, un afflusso discreto, diciamo, almeno fino a quest'ora. Il seggio sarà aperto fino alle 8 di sera, per cui ci aspettiamo una buona affluenza, insomma. I segnali fino adesso sono buoni, anche persone che prima magari non si erano mai esposte o non erano mai venute a votare le primarie, le abbiamo viste in questa occasione ed è un bel segnale, insomma, per chiunque poi si trovi a governare questo partito. Allora, c'è bisogno di rinnovamento, si percepisce un po', no? Sì, entrambi i candidati promettono questo, insomma, ed è una scommessa che io credo si impegneranno fino in fondo a vincerla e a vincerla insieme, poi chiunque sia il futuro presidente del Partito Democratico, insomma. Noi abbiamo parlato con diverse persone, Nicola, e tantissime persone che hanno votato questa mattina non sono iscritte al Partito Democratico, ma sono soltanto simpatizzanti. Ricordiamo infatti che chiunque può votare per queste primarie, non bisogna essere necessariamente iscritti. Certo, comunque basta aver compiuto l'età di essere maggiorenni e si può votare. Ed è comunque una iniziativa unica, mi pare, nel mondo politico italiano. Non c'è nessun partito che elegga i propri dirigenti in questa maniera. Questo ci espone da una parte al rischio di dirigenti che magari possono anche durare poco quando commettono degli errori. Abbiamo visto qualche nostro dirigente sparire dalla circolazione, magari formare un altro partito. Però è il sistema, io credo, più democratico che ci sia per una comunità politica. Ecco Nicola, tutto come hai ricordato fino alle 20, se non ci sono domande io... Grazie davvero Anna per il collegamento, insomma, nonostante il vento, grazie. Ci racconterai poi questa sera questo e tante altre notizie dalla Marca trevigiana. Appuntamento come sempre dalle 19:30 di questa sera con il nostro telegiornale. C'è un aggiornamento di cronaca sulla vicenda della tredicenne ricoverata nell'ospedale di Borgo Trento a Verona, la tredicenne che è stata aggredita dalle due coetanee a Castelbelforte in provincia di Mantova. Sta meglio, la tredicenne aggredita e colpita con un paio di forbici, ricoverata all'ospedale Borgo Trento. La ragazzina risponde infatti bene alle cure, anche se ha perso molto sangue, dice l'ANSA, e costantemente assistita da genitori accorsi non appena hanno appreso la notizia. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per far luce sul movente dell'aggressione che ha messo sotto shock l'intera comunità, e data l'età delle ragazze coinvolte viene mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda. Le due autrici dell'aggressione sono state riconsegnate alle loro famiglie dopo che ieri, subito dopo il fatto, una di loro si era presentata spontaneamente dai carabinieri, mentre la seconda era stata accompagnata in caserma dai genitori. Quindi ci sono dei segnali di miglioramento per la tredicenne ferita. Torniamo a parlare di economia, lo dicevamo prima, non solo caro bollette e caro energia, in generale un'inflazione che mette in ginocchio le famiglie del Veneto. Lo studio della CGA di Mestre. Con i depositi bancari remunerati a tasso zero, per cui il loro valore reale è diminuito in misura pari all'impennata dell'inflazione, il costo per le famiglie venete sarà di oltre 7.200 euro. Nel biennio 2022-2023 i conti correnti dei veneti subiranno una sforbiciata da 15 miliardi e 100 milioni di euro. È il conto salato di un periodo contraddistinto da un'inflazione che nel nostro paese non si vedeva da decenni. Un fenomeno che, secondo i calcoli della CGA di Mestre, costerà mediamente 7.253 euro ad ogni famiglia veneta. Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi, traccia un parallelo col prelievo straordinario del 6 per 1000 sui conti correnti che fu applicato nel luglio 92 dal governo Amato per permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo. Un importo che oggi varrebbe 5,3 miliardi di euro, niente rispetto a quanto sta accadendo oggi. Una patrimoniale 31 volte superiore al prelievo
sui conti correnti introdotto nel 1992 dal governo Amato. È urgente intervenire subito. La perdita di potere d'acquisto sta impoverendo tutti, in particolar modo i ceti medio-bassi. A livello territoriale, il costo medio più salato è per le famiglie residenti a Treviso, con un prelievo medio di 7.948 euro. Padova e Verona sono poco sopra i 7.500. Venezia è penultima in Veneto, prima di Rovigo, con 6.143 euro a famiglia. La bufera, l'avevo raccontato ieri, sulla banda musicale cittadina di Caprino Veronese. Parliamo di fascismo, parliamo di una canzone, Faccetta Nera, che è stata intonata e suonata da alcuni componenti della banda musicale a margine della festa di Carnevale nel giorno di martedì grasso, una bufera scatenata da un video. Bello coi bambini così si fa. Non posso escludere che sia stato qualche componente della nostra banda. Se fosse così sarei molto rammaricato per quanto accaduto. Ad ogni modo, come banda, ci dissociamo totalmente. Per il presidente della banda cittadina di Caprino Veronese, Andrea Testi, sono ore decisamente complicate. Il video di alcuni elementi del gruppo impegnati in un'esibizione fuori programma dopo la festa di Carnevale con le note di Faccetta Nera ha fatto il giro dei social, scatenando la bufera. Bello coi bambini così si fa. I bambini ascoltano. L'episodio è avvenuto martedì grasso. La banda, oltre 40 anni di storia, aveva suonato durante la sfilata dei carri allegorici e alla fine alcuni componenti del corpo avrebbero deciso di fermarsi nella piazza antistante il municipio dove è avvenuto il fuori programma con le note della canzone fascista. Il sindaco Paolo Arduini non ha voluto commentare la vicenda. Ora tocca alla banda decidere come muoversi nei confronti dei componenti responsabili del gesto. E poi, restando in tema di intolleranze, c'è le parole che hanno fatto discutere del Presidente del Senato Ignazio La Russa sui figli omosessuali. Vorrei prendere un caffè con il Presidente del Senato, le parole hanno un peso. A parlare è Manuela Pellizzon, Presidente di Agedo, l'associazione dei genitori di persone omosessuali della Marca, dopo le dichiarazioni della seconda carica dello Stato sui figli gay. Se avessi l'occasione di incontrarlo, innanzitutto prenderei un caffè con lui, mi siederei in un tavolino e forse gli spiegherei alcune situazioni, perché comunque, ad esempio, dire, forse sì, come poi infatti ha ribadito, dire non lo so perché non ce l'ho, avrebbe fatto più bella figura. E poi il fatto dell'accettazione, non è che ci deve essere un'accettazione, io credo serva un'accoglienza. Cioè bisogna accogliere il proprio figlio per quello che è o la propria figlia. Le parole hanno un peso, soprattutto se arrivano dalla seconda carica dello Stato. A dirlo Manuela Pellizzon, presidente di Agedo, l'associazione dei genitori di persone omosessuali della Marca, nei giorni in cui alcune dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, pronunciate nel corso della trasmissione TV Belve, hanno innescato una bufera. Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale, accetterei con dispiacere la notizia, ha detto La Russa. Vorrei che mio figlio mi somigliasse, altrimenti pazienza, sarebbe come se fosse milanista. Mancanza di conoscenza che si traduce, dice Pellizzon, in un problema di linguaggio. Il tema è educativo. Non si fa niente per educare al linguaggio, cioè nel senso che anche quando si chiede ad esempio di poter fare, noi abbiamo dei progetti che vorremmo portare nelle scuole che proprio insegnerebbero il linguaggio corretto, farebbero capire anche cioè chi sono i nostri figli e le nostre figlie e com'è la nostra vita e la loro vita, che sicuramente è più difficile, ma a causa di un mondo ostile fuori comunque le porte ci vengono chiuse perché si dice che andiamo a fare propaganda. Non ideologia gender né politicamente corretto, ma vita vissuta, sostengono i genitori dell'Agedo di Treviso. Manuela è madre di Filippo, 27 anni, che vive felicemente in Svezia con il compagno. Insomma, qui la politica dei partiti c'entra poco o nulla. Anche perché, ribadisco, che non è che quando un figlio o una figlia nasce e decide di nascere in una famiglia di sinistra o di destra, cioè no, qui quello che è come si dice, l'idea politica, l'idea partitica, cioè non c'entra niente, figli nascono e basta. Il caso balneari e le risposte dei sindaci.
Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto, il cosiddetto mille proroghe, ma ha accompagnato la firma con una lettera di riserve riguardanti la norma concernente i balneari, perché sono necessarie, si legge, ulteriori iniziative di governo e Parlamento per correggere le norme che in ogni caso si presterebbero a contenziosi e probabili impugnazioni con l'Unione Europea, il Consiglio di Stato e gli enti locali. Posizione che la Presidente della Conferenza dei sindaci del litorale veneto condivide. Questo aspetto non fa altro che testimoniare un fatto che c'è ancora poca chiarezza, che c'è una grande preoccupazione, che in questo momento gli investimenti sono a rischio e anche la certezza del diritto. Una norma poco chiara oggi crea delle gravi incertezze, delle gravi difficoltà agli operatori ma anche agli apparati comunali che devono fare le procedure e quindi una grande preoccupazione anche per conto dei sindaci. Ovviamente il governo non ha fatto altro che, essendo appena arrivato, cercare di capire quello che non era stato fatto, ed era purtroppo molto, e di conseguenza ci si trova in questa difficoltà perché nel corso degli anni il comportamento è stato altalenante e le difficoltà sono state tante. L'Europa non ha aiutato. La richiesta è quella di arrivare alla soluzione più brevemente possibile. Andiamo a Vicenza, dove c'è l'idea del prefetto di Vicenza dell'albo delle discoteche sicure per coinvolgere amministrazioni, gestori di locali da ballo e forze dell'ordine e sottoscrivere un protocollo della legalità per prevenire situazioni di rischio all'interno e all'esterno dei locali. Sindaci della provincia, associazioni dei gestori dei locali da ballo e forze dell'ordine al tavolo di confronto in prefettura. Al vaglio l'adozione di un protocollo di prevenzione da applicare nelle discoteche e nei locali con l'obiettivo di evitare situazioni che mettano a repentaglio la collettività. Lo scopo è quello proprio di evitare la consumazione di illeciti, quali possono essere lo spaccio oppure l'assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero anche l'assunzione di bevande alcoliche, e tutto questo sfocia anche molto spesso anche in risse tra i giovani, quindi con refluenza sull'ordine e la sicurezza pubblica. Quindi il protocollo ha lo scopo di poter attuare misure preventive e di collaborazione soprattutto tra i gestori dei locali e le forze di polizia. Protocollo che prevede anche misure premiali per i gestori e l'iscrizione ad un albo delle discoteche sicure. Coloro che applicano tutte quelle misure collaborative con le forze di polizia possono anche rientrare nella iscrizione di un albo prefettizio, dei gestori delle cosiddette discoteche sicure. Prima prefettura in Veneto a proporre questo tipo di protocollo. E molto spesso vengono adottati provvedimenti sanzionatori che comportano anche spesso anche la sospensione dell'attività commerciale, quindi con interdizione a poter svolgere le attività anche sino a 15 giorni. Quindi il protocollo in chiave preventiva e collaborativa consentirebbe pure di evitare questi provvedimenti sanzionatori. Cambiamo argomento, il tema del fine vita. A Treviso prosegue la raccolta firme avviata dall'associazione Luca Coscioni perché il Consiglio regionale tratti l'argomento e superi l'immobilismo del Parlamento. L'adesione nel trevigiano è forte. I tempi sono maturi. Noi stiamo raccogliendo le firme su una proposta di legge regionale per rendere attuativa una sentenza della Corte Costituzionale. Siccome il Parlamento italiano è in arretrato, i partiti non hanno voglia di farlo, lo stiamo facendo qua nel Veneto, è una regione pilota in questo senso. Di fronte all'immobilismo del Parlamento sul tema del fine vita si guarda al Consiglio regionale del Veneto, complici anche le dichiarazioni di apertura ribadite dal presidente Luca Zaia in occasione della presentazione del suo ultimo libro, da cui la raccolta firme avviata in tutto il territorio dall'associazione Luca Coscioni. Molto semplicemente noi cerchiamo di esplicitare i passaggi normativi per cui la regione con il sistema sanitario possa intervenire nel suicidio medicalmente assistito. C'è già stato un caso in provincia di Vicenza, Stefano Geller, che ha già ottenuto l'ok dall'ASL
perché ha i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, e noi chiediamo che sostanzialmente quel buon esempio che c'è stato in Regione Veneto sia applicato in tutte le ASL, anche a tutela dei sanitari. L'obiettivo è arrivare presto a 7.000 firme e colmare così un vuoto normativo. Trevigiani sono assolutamente pronti, lo dimostrano i sondaggi, anche sondaggi recenti, e lo dimostra la partecipazione ai tavoli e la raccolta delle firme. Ad ogni tavolo raccogliamo mediamente più di 100 firme. Adesso allora la pubblicità, poi torniamo in diretta, apriremo la nostra pagina politica, poi gli aggiornamenti della cronaca. Oltre un centinaio i manifestanti a Trissino di fronte allo stabilimento della ex Miteni si sono dati appuntamento oggi in rappresentanza delle diverse associazioni ambientaliste radunate per chiedere con forza la ripresa delle bonifiche attorno a questo stabilimento, causa principale del maxi inquinamento delle acque dai FAS. Sdraiati a terra a comporre un messaggio i genitori no FAS. Siamo seduti in questo posto di fronte alla Miteni e abbiamo fatto la scritta bonifica subito, perché è ora di fare la bonifica su questo sito ormai inquinato da anni e speriamo che qualche coscienza si muova. Mancherebbe la caratterizzazione completa dell'area. Dei 7.000 carotaggi promessi ne sarebbero stati eseguiti solo l'1,2%. Inoltre sarebbero state scoperte nuove vasche contenenti liquidi inquietanti non ancora identificati. A chiedere l'immediata bonifica anche molti primi cittadini delle comunità circostanti. Noi dobbiamo e vogliamo esserci come amministrazione comunale perché la bonifica è diventata la priorità, altrimenti non riusciamo a risolvere all'origine questo tipo di problema che ha letteralmente devastato i nostri territori. Per la salute dei nostri cittadini, soprattutto per il bene, per riuscire a bere un'acqua buona, sana. Il comune di Trissino è un comune di 8.700 anime, ok? Non abbiamo la struttura organizzativa, ed è brutto da dire ma così è, per affrontare da soli una cosa del genere. Con gli altri enti ci stiamo parlando, ma nelle prossime settimane è prevista anche da parte nostra delle azioni affinché veramente prendiamo, come si può dire, il toro per la corna, perché siamo in un momento importante, cruciale di questa vicenda. A rafforzare il messaggio di richiesta le mamme no FAS, che hanno organizzato un presidio davanti al municipio di Trissino, sotto la sede della Regione a Palazzo Balbi a Venezia e di fronte al Ministero dell'Ambiente a Roma. Al momento la bonifica non c'è una parziale messa in sicurezza del sito, per cui dopo 10 anni da quando è emerso il problema siamo, diciamo così, siamo ancora molto indietro, c'è ancora tanta strada da fare e bisogna che tutti si diano da fare, insomma. Così il servizio di Daniele Garbin ieri, il sit-in delle mamme no FAS per chiedere la bonifica urgente del sito ex Miteni a Trissino. Allora, apriamo la nostra pagina politica e quindi torneremo a parlare un po' dei temi che abbiamo affrontato all'inizio della nostra prima edizione. Saluto e ringrazio per essere con noi in studio e una buona domenica a Raffaele Freda, Fratelli d'Italia. Buongiorno. 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 Allora dovremo avere fra poco in collegamento anche Nicolò Rocco del Terzo Polo, candidato sindaco anche a Treviso, e Gedorem Andreatta del Movimento 5 Stelle. Fra poco si stanno per collegare. Allora direi di partire intanto con Freda e c'è un tema che è tornato di prepotenza, lo stiamo raccontando da settimane ma sempre di più, che è quello della siccità. Abbiamo sentito ieri anche il governatore Zaia che invoca un piano Marshall, l'ha chiamato, per l'acqua, e la situazione sta diventando sempre più critica, forse peggio anche dello scorso anno. Certo, il tema della siccità è un tema indubbiamente preoccupante. Io credo che non ci sia nulla di più impattante delle immagini, ad esempio, che vediamo dei canali di Venezia piuttosto che dei torrenti che abbiamo vicino a casa a livelli minimi. Tuttavia, naturalmente il pensiero va al cambiamento climatico e alle politiche per l'ambiente che devono essere messe in atto. C'è ovviamente anche da dire però che per la politica prendere delle decisioni che portino a delle soluzioni nel giro di poco tempo su un tema di questo tipo è piuttosto difficile. Capisco il governatore Zaia che parla di piano Marshall, perché effettivamente per poter fare i conti con quello che effettivamente ti presenta la
la natura, con quello che la contingenza del momento ti propone purtroppo come situazione d'emergenza è impegnativo. Ecco, io non credo ci siano soluzioni così facili di pronto uso da poter dire ai cittadini, da poter promettere anche per poter risolvere la situazione in poco tempo. Le politiche per la salvaguardia dell'ambiente che non solo sono diventate sempre più centrali nell'agenda politica dell'Europa e dell'Italia negli ultimi anni, ma che poi bisogna anche ammettere in Europa sono sempre state portate avanti in misura più o meno intensa negli ultimi 30 anni, mi viene da dire, sono per loro stessa natura politiche di lungo raggio e quindi anche la situazione della siccità è qualcosa con cui oggi purtroppo dobbiamo fare i conti, che va a colpire le imprese, va a colpire gli agricoltori, va a colpire anche poi la vita delle famiglie stesse, fa venire le preoccupazioni su quelli che potranno essere i passaggi successivi, con dei cambiamenti dalla siccità magari a delle fasi invece di esondazioni, di problemi di questo genere, però è difficile dare delle soluzioni oggettivamente di pronta consegna, mi viene da dire, per usare un termine forse scorretto, nel senso, per dare delle soluzioni su due piedi per un tema così complesso, per un'emergenza di questo tipo. Ecco, la Regione invoca anche la figura di un commissario, di un supercommissario che si occupi di questo. Dal governo però, dalla vice ministra della transizione ecologica Vania Gava, che peraltro è della Lega, insomma, è arrivato un no, sostenendo, insomma, sarebbe una sconfitta della politica un commissario per la siccità, bisogna andare avanti con appunto le iniziative di transizione ecologica. Serve secondo lei un commissario che si occupi di questo? Sarebbe l'ennesimo commissario, diciamo, di tante emergenze. Infatti probabilmente la risposta del sottosegretario è una risposta di buon senso, nel senso che comunque la regione è governata da un organo politico, degli organi politici, il presidente e la giunta, che hanno delle competenze importanti, e poi la figura del commissario andrebbe probabilmente effettivamente a far perdere un po' di autorevolezza a quegli organi politici, e quindi probabilmente è meglio affidarsi al Ministero e alla Regione stessa. Allora, vedo in collegamento anche Nicola Rocco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Terzo Polo, candidato sindaco a Treviso. Insomma, il tema ambientale è uno dei temi cardine anche del suo programma per Treviso, lo sappiamo. La siccità torna ad essere un'emergenza, e come si può affrontare, visto che l'inverno che stiamo passando ha visto record negativi di pioggia, soprattutto il febbraio, record negativi. Insomma, lo scenario che ci si trova di fronte è quello di un'estate che potrebbe essere peggiore, se possibile, di quella dello scorso anno. Beh, i dati ci fanno pensare che l'estate sarà sicuramente impegnativa, perché già adesso siamo con scarsità idrica. Diciamo che il primo ragionamento da fare è: finalmente tutti hanno capito che l'emergenza climatica esiste, perché io ricordo anche qualche esponente politico che fino a 2 anni fa, quando faceva magari freddo in aprile, diceva che Greta Thunberg fosse sostanzialmente una scemotta. Invece il tema del cambiamento climatico c'è almeno ci sono evidenze scientifiche da 30 anni, finalmente iniziamo a essere tutti concordi. Se magari lo fossimo stati 20-30 anni fa, potremmo essere in situazioni diverse. Sul tema idrico bisogna anche fare un distinguo, nel senso che c'è un aspetto sovraordinato che riguarda chiaramente l'innalzamento delle temperature, il fatto che lo zero termico sia a livelli purtroppo sempre più alti, perché il vero serbatoio per quanto riguarda le riserve idriche sono le nostre montagne. Quindi il problema dello scioglimento, diciamo, dei ghiacciai e il fatto che la neve sia sempre minore è il primo problema. In realtà c'è un secondo problema che riguarda le infrastrutture, perché noi dobbiamo sempre tenere presente che comunque l'uso civile per quanto riguarda le acque è un 20%, l'80% è o uso agricolo
o uso industriale, e su questo si può fare molto. Noi comunque in Veneto abbiamo degli esempi positivi. Noi sappiamo che tutti i gestori idrici si sono consorziati all'interno di un consorzio che si chiama Viveracqua, quindi da ATS a APS, quindi le società, insomma, Piave Servizi, sono consorziate e già facendo in qualche modo economie di scala riescono a trovare delle soluzioni, per esempio quelle degli idrobond, perché il grande problema è che la legge dice che prima di tra virgolette scaricare in bolletta, quindi far pagare il costo di un'infrastruttura, io devo avere il servizio che sia funzionante, e questo è un problema di natura finanziaria. Noi in Veneto abbiamo i servizi, diciamo, degli idrobond che ci permettono di investire sulle infrastrutture, perché c'è un problema di infrastrutture acquedottistiche molto importante. Dopodiché ci sono degli esempi positivi, che però sono esempi, come dire, che guardano lontano. Mi faccia citare per esempio un progetto europeo molto bello che si sta svolgendo lungo il Brenta che serve il 30% della regione, quindi il fiume Brenta è una riserva idrica per il 30% della regione, che riguarda le alberature, perché noi non teniamo molto spesso in considerazione il fatto che gli alberi siano anche una risorsa in termini idrici, perché vanno a sostenere le falde. Qual è il problema molto spesso? Che non ci si parla, che il genio civile ha una posizione, la società che diciamo che gestisce l'acqua pubblica ha una posizione, i comuni hanno una posizione, la provincia ha una posizione. Quindi da questo punto di vista, secondo me, la proposta del commissario non è una proposta campata per aria, è una proposta giusta, perché è vero che i commissari sono un fallimento della politica, però è anche vero che forse noi oggi abbiamo impostato, diciamo, delle strutture statali, delle strutture che non sono adatte a risolvere i problemi complessi. Mentre una volta si poteva pensare che ciascuno facesse per sé, oggi sappiamo per esempio che il Trentino, dove ci sono delle riserve idriche importanti, sta dicendo sostanzialmente: noi prima diamo l'acqua ai nostri cittadini, alle nostre imprese, alle nostre coltivazioni, e poi la diamo al resto, diciamo, della pianura. Ecco, così facendo non facciamo molta strada. Quindi l'idea di mettersi assieme è fondamentale. Verde, quindi rafforzamento delle falde, e chiaramente migliorare le infrastrutture. Cioè noi abbiamo veramente un problema acquedottistico su cui bisogna lavorare, però a volte serve una leva finanziaria. Quella degli idrobond, il Veneto è un esempio straordinario, è sicuramente una soluzione, ma deve essere messa a sistema. Allora, si è collegato anche Gedorem Andreatta. Buongiorno, Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, serve o non serve un commissario per la siccità, un super commissario per la siccità, secondo lei? Può servire sicuramente, può essere un'utilità anche avere un super commissario della siccità, per la siccità. Poi, come noi abbiamo sempre detto, diciamo da mesi, lo dicevamo anche in campagna elettorale, serve porre in atto delle politiche serie per salvaguardare quello che è il clima, quello che è l'ambiente, in maniera vera ed efficace, perché è inutile dirlo poi non farlo, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, come abbiamo sentito anche recentemente alcune forze politiche di maggioranza, no? Poi sostenere. Ecco, quali sono allora le politiche vere da fare, da attuare? Ma sicuramente noi dobbiamo allora, abbiamo visto l'anno scorso anche quello che è successo in Marmolada, no? Quindi voglio dire, il surriscaldamento del clima, il cambiamento climatico non è una cosa che ci si inventa perché è di moda, è una cosa che sta succedendo realmente, cioè, c'è poco da nasconderlo. Quindi quando diciamo andiamo sull'efficientamento energetico, andiamo sulle forme di energia non inquinanti, facciamolo in modo serio, facciamolo in modo vero, è quello il ragionamento, e anche di pari passo su quello che è lo stesso risparmio energetico, perché dobbiamo programmarla, non è un problema che si... Allora, io sento parlare di tantissime belle soluzioni che tendono in prevalenza a curare il sintomo, che non è sbagliato, va curato anche il sintomo, però bisogna mettere in campo in modo reale, lo sottolineo reale, anche tutta una serie di provvedimenti per andare a intervenire sulle cause. Questo a parole tanti lo dicono, poi dicono no, è una pazzia, l'Europa è fuori di testa, non si può fare, anche dichiarazioni, ripeto, di esponenti di maggioranza dei giorni scorsi.
C'era anche questo obiettivo dell'efficientamento energetico nel super bonus che poi diciamo è arrivato dove è arrivato? Assolutamente, cioè, il super bonus, tra i vari aspetti positivi che ha avuto, in primis 1 milione di posti di lavoro, più 7% sul PIL 2021 e tutto quello che ne è conseguito, risultati di cui fino a pochi mesi fa gli stessi che adesso condannano, stigmatizzano il super bonus si beavano, si prendevano quasi il merito, quindi fa abbastanza ridere, no, questo discorso qua. E sì, dall'altra parte è una grandissima, massiccia operazione anche di efficientamento energetico e teso al risparmio, perché anche perché blocchiamo queste misure, poi dall'altra parte dobbiamo pagare le bollette ai cittadini magari che non ce la fanno, perché ovviamente sono più care. Quindi le cose vanno viste sempre nella loro complessità, dal mio punto di vista. Freda, sul super bonus così ci agganciamo? Sì, in realtà già alla fine del 2021 Banca Italia diceva che il super bonus creava un buco di 61 miliardi, mettendoci il carico del 2022 siamo arrivati a 110 miliardi per una misura tutta spesa fatta per fare sostanzialmente clientelismo su scala nazionale, quando, e giustamente Rocco prima parlava delle infrastrutture, per rifare le infrastrutture attinenti al tema della siccità e che quindi riguardano l'acqua, in Italia si è fatto una stima, basterebbero circa 8 miliardi per rifarle tutte. Noi abbiamo deciso invece di mettere i soldi sul super bonus, dicendo che è una questione relativa all'efficientamento, questo o quell'altro. Nel frattempo le infrastrutture che riguardano l'acqua sono banalmente i tubi dove passa l'acqua, che porta l'acqua alle industrie, ai campi, alle case, eccetera, eccetera. Quei tubi, quelle infrastrutture in Italia spesso sono molto vecchi e noi disperdiamo una quantità di acqua enorme tutti i giorni, tutti i secondi, ogni istante. E quando poi vediamo le bollette che si alzano, molto spesso è perché le società di gestione, i consorzi di cui parlavamo prima, devono riqualificare quelle infrastrutture. 8 miliardi servirebbero, secondo una stima autorevole che è stata fatta anche recentemente, per riqualificare quel tipo di infrastrutture e di quello ne avremo un beneficio enorme. Invece continuiamo per fare bagarre politica probabilmente a difendere uno strumento come il super bonus che ha portato, si dice, tutti questi benefici, quando naturalmente si tratta di benefici che durano da Natale a Santo Stefano, perché effettivamente ci lasciano soltanto un buco enorme, ci ipotecano la possibilità di fare delle manovre economiche per piani di sviluppo seri e sul lungo periodo, perché oggi dobbiamo fare i conti con quel buco incredibile che viene creato dal super bonus, con quei 110 miliardi che pesano, come è stato più detto più volte in questi giorni, circa 2.000 euro sulla testa, per 2.000 euro sulla testa di ogni cittadino italiano. Rocco. E anche io penso che il super bonus potesse avere un principio condivisibile, abbia avuto anche diciamo, un ruolo importante di stimolo. Messa a sistema non poteva diventare una soluzione di lungo periodo, per cui sono convinto che servano altri stimoli all'economia. Come si diceva prima, a questo punto si fa un investimento diretto sulle tubature, sulle infrastrutture acquedottistiche. Non c'è soltanto il tema diciamo, della ristrutturazione edilizia, c'è anche tutto il tema delle comunità energetiche, su cui forse bisognerebbe aprire una riflessione un po' più diciamo, puntuale, per capire come da un bel proposito, bella idea, possono diventare veramente un punto di ripresa per quanto riguarda insomma, le nostre comunità, le comunità di autoconsumo. Per cui sono convinto che effettivamente il super bonus potesse essere un'idea inizialmente anche di rilancio post-pandemico interessante, sul lungo periodo diventava insostenibile, allora a quel punto quelle risorse non possono essere un buco nello Stato, messe a disposizione effettivamente anche di una fascia che probabilmente la propria casa potrà ristrutturarla anche con risorse proprie quando ci sono altre emergenze e soprattutto ci sono altri interventi che possono essere da stimolo, se dobbiamo parlare del mercato,
per il mercato. Pensiamo che l'industria 4.0 è costata infinitamente meno e ha permesso all'Italia di diventare il primo paese per export dal 2016 al 2019, quindi ci sono altre misure per stimolare l'economia e la competitività delle aziende, e allo stesso tempo ci sono altre misure per andare veramente sull'efficientamento energetico e per fare quella transizione ecologica di cui abbiamo bisogno. C'è un tema, questo va riconosciuto, che effettivamente se lo Stato fa una norma e c'è chi si impegna e quindi si espone, bisogna capire come tutelare chi in buona fede si è esposto. Poi c'è anche tanta speculazione, però ho visto insomma che da più parti, dalle associazioni di categoria, è arrivato un monito, una richiesta di andare a tutelare le situazioni che effettivamente credevano nello strumento come misura di transizione, separarle da quella che invece è stata pura speculazione. Secondo me, con la capacità della politica deve essere riuscire a intervenire in maniera puntuale, sapendo anche distinguere all'interno di un provvedimento dove c'è del buono e invece dove c'è una speculazione o c'è qualcosa che non funziona. Per cui d'accordo sul superamento del super bonus, mi rendo conto che c'è una situazione da tutelare, soprattutto di chi in buona fede ci ha creduto e in questo momento è esposto perché rischia di essere potenzialmente un danno economico. Andreatta? Allora, 2 precisazioni. In primis, mi permetto di dire, bene lo studio di Banca Italia del 2021, io leggevo invece uno studio del Sole, commissionato dal Sole 24 Ore della fine dell'estate del 2022, che diceva dati completamente diversi. Quindi anche qui c'è tutto da capire. Considerava per esempio l'extragettito, tutto il gettito incredibile che ogni euro generato dal super ecobonus creava, che quindi poi lo Stato andava ad incamerare, in primis. In secundis, no, l'ho lasciata parlare io però, l'ho lasciata parlare io, No, la lascio parlare, le do un dato però, l'extragettito di cui parla sono 39 miliardi e al netto di quei 39 miliardi c'è comunque un buco di 110, così ci capiamo meglio. In modo, non stiamo dicendo cose, io non sto dicendo che lei abbia detto che ci sono dei dati che non esistono, sto dicendo che presenta solo i dati positivi. C'è un dato negativo piuttosto pesante che è quello dei 2.000 euro per ogni italiano che costa oggi il super bonus, che ne abbiano beneficiato o meno, e che mettono in difficoltà il governo per le ragioni che diceva Rocco appunto oggi, perché ci sono le imprese che in buona fede si sono affidate e oggi stanno lì ad attendere se le banche li pagano o non li pagano, ed è un tema importante. Sì, ma e poi ci arriviamo anche su questo aspetto qua. Però è interessante vedere come questa cosa sia diventata evidente solo adesso, perché io ricordo che anche i parlamentari, gli esponenti dell'attuale maggioranza, fino a pochi mesi fa, e se questi dati erano appunto già conosciuti, già prima, 2021, difendevano a spada tratta il super bonus, la campagna elettorale, ma ancora poi la legge di bilancio che è stata votata. Come mai ce ne siamo accorti solo adesso? Io è questo che non comprendo. Beh, no, andiamo a vedere le dichiarazioni. Le dichiarazioni di bilancio era già stato tolto però, Infatti se ne parla adesso che siamo quasi a marzo, ma in realtà è una notizia di fine dicembre. Sì, ma tutta la campagna elettorale si difendeva il super bonus a spada tratta, e i mesi precedenti, anche qualche mese, anche poco dopo. Nessun pericolo, è uno strumento importantissimo, lo terremo. Allora mi vuole dire che i parlamentari, che la maggioranza di destra-centro aveva nelle commissioni preposte nella 18ª legislatura, non se ne erano accorti, se ne sono accorti dopo. Non lo so, è un po' vago però dire i parlamentari di centrodestra. Io sinceramente parlo a titolo personale. La posizione l'ha cambiata la maggioranza. Per carità, però io francamente conoscendoli, guardi, non solo per quello che dicevano magari nello studio del direttore Nicola o sui giornali eccetera, francamente io non ho mai visto nessuno esaltato dal 110. Se lei mi dice che ne parlavano così bene, guardi, tendo a fidarmi, ma non ne sono così convinto. Ma ci sono dichiarazioni. E infatti scusi, nella legge di bilancio la rimozione, per così dire, del 110 era una cosa in realtà del tutto attesa, non solo per i conti, ma anche perché non rientrava nell'idea, nella visione del governo. La rimodulazione, si parlava di 90%, si parlava, sì, non
sì. Non è esattamente poi come è stato fatto il decreto che poi viva la cessione, è un'altra cosa la legge di bilancio, Sì, ma dava già un'idea di quale fosse la linea politica, però. Non veniva confermato soltanto per l'installazione del fotovoltaico nei centri storici, quindi una cosa estremamente di nicchia, per il resto si passava al 90%, dopodiché la linea politica è proseguita con la misura di adesso che riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura. Ma si era già dato un'idea di quale fosse l'impostazione del governo. Infatti, secondo me, per carità, lei magari ricorda altre dichiarazioni, altre posizioni tenute durante la campagna elettorale. A me pare che il centrodestra non sia mai stato un grande sostenitore del 110, se devo dire la verità. Un conto è ritoccarlo come era stato fatto mesi fa, dire ok, lo portiamo al 90%, restringiamo su alcuni campi. Un conto è il colpo di mano dalla sera alla mattina, via le cessioni del credito, via tu. Ci si è accorti che i conti saltano. Ma ci si è accorti che i conti saltano. Infatti, tra l'altro, le detrazioni, perché bisogna anche fare chiarezza, non è che siano state tolte, questo lo dico a beneficio dei cittadini. Se uno ha la possibilità di fare gli interventi di riqualificazione, le detrazioni ci sono comunque, semplicemente non puoi fare lo sconto in fattura e la cessione del credito. Mi fate sentire anche Rocco, sentivo che diceva qualcosa. Che va a penalizzare i redditi più bassi, però sì. Rocco. Sì, diciamo, a livello di lettura politica, come dire, la verità sta un po' nel mezzo. Allora, è vero che soprattutto l'area che faceva riferimento a Draghi ha sempre avuto grandi perplessità sul super bonus, tanto che comunque era uno degli elementi su cui c'è stato uno scontro, diciamo, con Giuseppe Conte. Quindi nella fase in qualche modo che ha portato alla caduta del governo, sicuramente il super bonus era uno di quei temi su cui c'era una distanza. Quindi è anche vero che il pezzo in qualche modo di centrodestra che faceva riferimento a Draghi, anche se poi comunque anche la Meloni ha avuto una posizione abbastanza affine a Draghi in campagna elettorale, non ha mai mostrato particolare simpatia per questo tipo di provvedimento, per cui non ha mai detto che l'avrebbe confermato così com'era. È anche vero che il decreto con quella portata è arrivato dopo le elezioni regionali, per cui c'era la percezione che comunque fosse qualcosa di sbagliato, però effettivamente si sono vinte le elezioni regionali e poi è arrivato il decreto in quella maniera, per cui sicuramente una volontà più manifesta, scritta nero su bianco come è stata scritta adesso, è arrivata dopo le elezioni regionali, quindi sicuramente anche l'area di governo aveva preoccupazione in termini elettorali per la possibile portata. Se però dopo dobbiamo andare a vedere la scelta è giusta o no, io penso che sia comunque una scelta che ha delle ragioni fondate in termini di bilancio e anche in termini di risorse che si possono investire su altro. Effettivamente 110% rispetto a una spesa rischia di diventare pura speculazione. Allora, la pubblicità, facciamo la pubblicità perché poi ci leghiamo a questo. Uno dei problemi dell'energia è legato alla guerra, ovviamente. È passato un anno, la situazione è ancora di guerra e non si esce da questo tunnel. Allora, pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci allora in diretta, l'ultima mezz'ora di dibattito. Allora dicevamo prima della pubblicità, un anno di guerra, abbiamo assistito anche a fiaccolate manifestazioni per la pace anche a Treviso, ma non solo, a Padova, a Vicenza. Adesso c'è davvero da capire come proseguire questo percorso. Abbiamo visto insomma l'impegno del governo Meloni con il premier Meloni a Kiev, dall'altra parte la ricerca invece di trovare una soluzione che sia diversa da quello di un intervento sempre più concreto nel conflitto. Ci sono anche tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina. Rocco, qual è il percorso che lei vede davanti in questo conflitto? Secondo me noi dobbiamo tenere la barra dritta e continuare a sostenere l'Ucraina con tutte le forze che abbiamo. Purtroppo è evidente che la Russia abbia un approccio imperialista, non serviva diciamo un genio per capirlo, la storia ci fa vedere che dove ci sono dei dittatori l'unico modo è far vedere insomma che c'è una risposta forte da parte delle comunità democratiche, per cui penso che la pace si debba perseguire, si debba raggiungere
però non lasciando solo il popolo ucraino, che è un popolo fiero, è un popolo che sta guardando a questa parte del mondo. A volte verrebbe anche da chiedersi, verso chi ha questi afflati, diciamo, filo situazioni diverse dalla democrazia, per quale motivo i popoli preferiscono gravitare dalla nostra parte rispetto a farsi invadere e farsi insomma calpestare. Quindi io sono convinto che si debba tenere la barra dritta, che dobbiamo essere fortemente europeisti, fortemente atlantisti, non deve veramente spostarsi di un centimetro la nostra posizione. Questo ci chiederà di fare dei sacrifici. Io sono pronto a fare dei sacrifici per difendere un'idea di libertà, difendere un'idea di democrazia. Capisco che non sia facile, però Carlo Calenda ha scritto un libro molto bello che si chiama La libertà che non libera. Noi non riusciamo a capire il valore che ha la nostra libertà perché non abbiamo capito i sacrifici che sono stati fatti per difendere la nostra libertà. Non c'è libertà senza rispetto, non c'è libertà senza rispetto della democrazia, per cui abbiamo avuto la fortuna di fare una scelta di stare dalla parte del mondo che crede nella democrazia e non dobbiamo assolutamente fare un passo indietro. Siamo d'accordo che si debba raggiungere la pace, ma la pace non si raggiunge lasciando da soli gli ucraini, perché è evidente che il desiderio imperialista di qualsiasi dittatore non si ferma semplicemente perché la comunità democratica fa un passo indietro. Andreatta. Ma allora, premetto che assolutamente sì, massima solidarietà al popolo ucraino che è stato invaso di fatto, quindi questo penso che non lo possa negare nessuno. Dall'altra parte noi siamo per la ricerca di una soluzione pacifica. Noi non possiamo non essere a favore di ricercare una soluzione pacifica, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, abbiamo partecipato a tantissime manifestazioni per la pace, che va ricercata con le vie diplomatiche, perché è vero, massima condanna alla Russia per quello che ha fatto e massima solidarietà al popolo ucraino, però andare a continuare a buttare benzina sul fuoco, non sappiamo dove possiamo andare a finire. Vediamo anche le recenti minacce, no, di Putin stesso. Quindi poi io vorrei analizzare un aspetto che secondo me è importante e su questo dovremmo riflettere tutti quanti, non solo a livello, parlo di Italia, ma a livello di Europa. Noi abbiamo approntato tutta una serie di sanzioni che hanno anche funzionato, magari meno lentamente, meno efficacemente del previsto, però hanno maturato anche degli effetti. Però noi storicamente dobbiamo analizzare una cosa. Quando le sanzioni, nella misura in cui vanno a colpire una nazione, vanno a colpire il popolo, questo paradossalmente tende ad andare a rafforzare quella che è la leadership. Vediamo l'esempio di Cuba. Cuba ha avuto mezzo secolo di embargo, ma non per questo più di tanto le cose sono cambiate. Quindi, dal mio punto di vista, va fatta una riflessione che va fatta a livello europeo per cercare sicuramente delle soluzioni pacifiche. Fermo restando, lo ribadisco per l'ennesima volta, massima solidarietà al popolo ucraino che è l'aggredito. Su questo non ci sono dubbi. Nel frattempo, adesso sentiamo anche Freda, ci sono dichiarazioni di Putin di qualche ora fa, a un'intervista all'emittente Rossia, ha detto essi, la NATO, inviano decine di miliardi di dollari di armamenti all'Ucraina, questo è di fatto una partecipazione al conflitto. L'Occidente ha un solo obiettivo, liquidare la federazione NATO, e ancora ha detto nelle condizioni attuali con tutti i principali paesi NATO che hanno dichiarato che il loro obiettivo principale è infliggerci una sconfitta strategica, così che il nostro popolo possa soffrire come dicono, come possiamo ignorare in queste condizioni le capacità nucleari? E sono le frasi insomma che inquietano un po' tutti. Freda. Queste ultime dichiarazioni di Putin inquietano decisamente, direi, però danno anche poi l'idea di quella che è effettivamente la situazione. A me farebbe sorridere, se non fosse una cosa seria, la posizione che ha ultimamente il Movimento 5 Stelle, che si è armato di una capacità retorica di parlare un politichese incredibile quando dice bisogna trovare delle situazioni diplomatiche per la pace. È naturale, le soluzioni per la pace sono quelle che auspichiamo tutti naturalmente. Il problema è che oggi, se noi vogliamo
che si siedano ad un tavolo Zelensky e Putin alle condizioni che ci sono oggi, significa che stiamo dicendo che l'Ucraina deve arrendersi, perché Putin non ha nessuna intenzione di fermarsi. In questo momento la Russia ha conquistato dei territori del sud-est dell'Ucraina, a settembre li ha anche dichiarati annessi sostanzialmente alla Federazione Russa. Pertanto, partendo dall'assunto che tutti vogliamo la pace e tutti vorremmo che si trovassero delle soluzioni diplomatiche che sostituiscano la guerra e i bombardamenti che stanno patendo gli ucraini, c'è da prendere atto che purtroppo o si dà una mano all'Ucraina e gli si dà una mano anche con le armi, oppure l'Ucraina sparisce. Non c'è molto da discutere, non c'è tanto politichese da fare. La Russia ha invaso l'Ucraina per conquistarla o conquistarne una parte. È un programma che c'è da 15 anni. Io suggerisco ai cittadini che vogliono la lettura di Limes, il giornale di approfondimento di geopolitica che approfondisce proprio questo tema. È almeno dal 2008 che la Federazione Russa ha un'idea di questo tipo, dove l'Ucraina viene ridimensionata fortemente. E quindi oggi dire vogliamo la diplomazia senza sovvenzionare l'Ucraina con denaro o con armi significa vogliamo che vinca la Russia. Punto. Non c'è molto da aggiungere a questo ragionamento. Pertanto credo che il governo Meloni stia tenendo una linea corretta, ponendosi accanto all'Ucraina, ponendosi accanto ad un paese che è stato invaso e che sta subendo delle situazioni che noi per fortuna non riusciamo nemmeno ad immaginare. Buona parte degli ucraini oggi sono senza luce e gas. Senza luce e gas. Non solo ci sono territori che sono stati bombardati, ma anche quelli che non sono stati bombardati vivono in condizioni terrificanti. E pensare che oggi si debba prendere una via diplomatica per porre fine a questa tragedia, consentendo quindi a chi li ha attaccati di ottenere una vittoria, mi sembra la cosa più sbagliata possibile per il nostro paese, per l'Occidente e per il mondo libero. Andreatta? Nessuno dice che bisogna darla vinta alla Russia, nessuno dice questo. Si sta dicendo che bisogna parallelamente anche cercare di andare a cercare delle soluzioni diplomatiche, soluzioni pacifiche, perché se abbiamo due autotreni, no? Uno dice io non mi fermo, l'altro dice se l'altro non si ferma, ma perché mai mi dovrei fermare io? Questi si scontrano e succede quello che succede. Scusi Andreatta, però uno dovrebbe fermarsi perché ha fatto una guerra di aggressione. Non è stato aggredito, quindi così come ha aggredito può anche fermare l'aggressione e ritirarsi. Quindi non è che sia proprio paritaria la situazione, la condizione tra i due paesi in guerra in questo momento. C'è chi sta subendo e resiste e chi è stato aggredito. E chi ha aggredito sapeva fin dall'inizio che chi doveva subire era in condizioni decisamente di debolezza decisamente più significative rispetto alle sue, e quindi o avrebbe ottenuto l'aiuto dell'Europa e della NATO oppure si sarebbe dovuto arrendere consentendo all'aggressore di vincere. Quindi non è proprio così. Quando noi diciamo poi le soluzioni diplomatiche, a me non è che Macron stia particolarmente simpatico, no? Però nell'ultimo anno Macron credo abbia fatto decine di tentativi diplomatici personalmente con Putin e non è riuscito a fare nulla. Ovviamente ci sono tutte le diplomazie che mentre noi stiamo parlando stanno lavorando per la pace. La diplomazia funziona, agisce, lavora anche mentre c'è la guerra. Se non si arriva a un punto, se la guerra oggi sembra infinita, è perché il contendente che ha aggredito non è disposto a mollare la presa senza aver ottenuto almeno una vittoria parziale. E quindi noi oggi dobbiamo capire se vogliamo che la Russia alla fine della fiera abbia ottenuto una vittoria parziale, una vittoria,
oppure preferiamo che la situazione torni ad essere quella che c'era prima del 24 febbraio del 2022. Rocco, chiudiamo con lei sulla Russia e sull'Ucraina. Noi paradossalmente in realtà abbiamo anche il problema opposto, cioè di non umiliare troppo la Russia, perché in questo momento la grande sfida sarà tra Stati Uniti e Cina. La Russia è diventata veramente una potenza regionale. La nostra preoccupazione vera, cioè se domani la NATO decide la guerra, riesce a vincerla, la nostra preoccupazione, e infatti Putin lo dice, è la disgregazione della Russia. Oggi i cinesi sono fintamente alleati dei russi, ma i cinesi ritengono i russi degli usurpatori, ritengono i russi degli occupatori abusivi della Siberia, di tutte le zone della Mongolia. Per cui noi abbiamo anche l'esigenza, per cui da questo punto di vista certo che serve lo sforzo diplomatico per arrivare ad un punto di caduta per cui non ci sia, e lo diceva Macron, un'umiliazione della Russia. Qui gli Stati Uniti sono in una condizione difficile. Qual è il grande problema? È che purtroppo per il punto a cui siamo arrivati, l'unico punto di caduta difficilmente prevede che ci sia Putin, diciamo, alla guida della Federazione Russa. Per cui la grande incognita è cosa succederà veramente all'interno dell'oligarchia russa. L'unica cosa che i russi non permettono a chi li guida è un'umiliazione del proprio paese. Quindi noi siamo in una situazione anche delicata, perché da un punto di vista militare, ma questo lo dice sempre anche Putin, la NATO ha penso 12-13 volte gli armamenti, le tecnologie che ha l'esercito russo. Però dobbiamo fare in modo che non ci sia quell'escalation di cui tutti hanno paura, ma che anche nel dopo la Russia non vada completamente in disgregazione. Parliamo di un paese immenso dove ci sono comunque delle difficoltà, dove ci sono anche delle aree che sono diverse, lontane da Mosca, e quindi secondo me l'aspetto prospettico è capire il ruolo della Russia in un mondo che rischia di non essere più multipolare, ma che rischia di avere due grandi poli che sono gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, volevo affrontare un altro argomento con voi, poi Rocco le chiedo anche qualcosa sui seggi, perché so che lei ha lanciato una petizione, l'abbiamo anche raccontato, i seggi per le elezioni, volevo capire come procede quella raccolta di proposte. Un altro tema di cui si è parlato in questi giorni fortemente, il pestaggio davanti alla scuola Da Vinci a Firenze, di matrice fascista di destra estrema, la circolare della preside, le parole del ministro Valditara che hanno stigmatizzato il comportamento della preside. Ieri abbiamo raccontato di questo caso a Caprino Veronese con la banda cittadina, alcuni componenti della banda cittadina che a margine del Martedì Grasso improvvisamente alcuni di loro intonano faccetta nera, il video che ha fatto un po' il giro dei social eccetera eccetera. Allora si ripropone, è un tema che si ripropone a ondate però si ripropone anche perché Valditara ha detto non esiste una deriva fascista, ha criticato sostanzialmente la preside, questo ha provocato una reazione. Esiste, non esiste questa deriva fascista? Perché secondo lei Valditara ha stigmatizzato la circolare della preside, Freda? Perché bisogna partire da quello che è il fatto, e il fatto che viene raccontato sempre in maniera travisata è il seguente. Davanti ad un liceo di Firenze ci sono degli studenti di Azione Studentesca, di cui ho fatto parte anch'io a 16 anni, eppure non credo di essere un pericoloso eversivo, anzi faccio il consigliere comunale a Preganziol e rispetto le regole delle istituzioni e della democrazia, fanno un volantinaggio, vengono invitati caldamente, per usare un eufemismo, dai collettivi o comunque da dei ragazzi invece di sinistra a smettere a interrompere questo volantinaggio. C'è un ragazzo o più ragazzi di Azione Studentesca a quel punto che usano la violenza, aggrediscono questi, ne nasce una zuffa, una scazzottata eccetera eccetera. Da questo episodio, quindi di una scazzottata fuori da un liceo dove c'era chi faceva un volantinaggio e poi sbaglia a usare la violenza contro i propri aggressori, a chi ha aggredito di fatto chi stava facendo un semplicissimo volantinaggio che è consentito dalle regole democratiche, peraltro da parte di un movimento giovanile che è da sempre perfettamente inserito all'interno di quei movimenti che rispettano le regole della liberal democrazia e che non sono degli estremisti.
Da qui è nata tutta una narrazione sul pericolo fascista di questi estremisti che hanno picchiato i ragazzi, eccetera, eccetera, a cui questa preside, in maniera secondo me deontologicamente sbagliata, e quindi ha ragione Valditara, ha voluto dare seguito con una lettera dove lei sembrerebbe essere l'unica ad essersi accorto dei problemi dell'indifferenza gramsciana, del pericolo fascista, eccetera, eccetera. Meno di un anno fa, un caro amico che è consigliere comunale a Bologna di Fratelli d'Italia si è preso 4 pugni in faccia mentre faceva un banchetto da dei signori della sinistra estrema di Bologna. Eppure io non ho visto lettere del sindaco di Bologna, non ho visto nessun titolo di giornale, eppure è finito in ospedale e sembrava potesse avere dei problemi più seri. Allora, c'è una narrazione che mi pare da parte della sinistra, che dura da 80 anni, forse nell'immediato dopoguerra aveva anche un senso, adesso sono 80 anni dalla fine della guerra, forse bisognerebbe smetterla di parlare di fascismo per spaventare gli elettori, per eventuali problemi della democrazia, bisognerebbe parlare dei temi che ci interessano, delle soluzioni che abbiamo per i cittadini, e così avremo magari anche delle situazioni meno tristi come quelle, avremmo meno situazioni gravi e tristi come quelle delle zuffe fuori dal liceo, piuttosto che al banchetto di Bologna che aveva coinvolto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, eccetera, 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 perché i toni vengono poi esagerati ed esacerbati sempre dalla politica, dalla stampa, che vogliono marciare su questo tema per colpire il governo per l'azione in questa circostanza poi di ragazzi di 15-16 anni, che io non so a che titolo peraltro potrebbero essere effettivamente dei pericoli per la democrazia o dimostrare una pericolosa deriva fascista. Andreatta. Allora, in premessa lo preciso subito, non credo che Fratelli d'Italia sia in qualche modo collegabile al fascismo o a cose del genere, anzi ci mancherebbe altro. Cioè, stanno addirittura portando avanti l'agenda Draghi, quindi si sono presi pure i plausi da esponenti importanti del PD, quindi questo non lo credo. D'altra parte penso un'altra cosa però. Noi veniamo da anni in cui per esigenze elettorali da tante parti è stato diffuso, c'è stato un incitamento un po' all'odio da un certo punto di vista e del diverso in generale, mandando dei messaggi che poi dalla base venivano recepiti non si sa neanche bene come, venivano magari anche fraintesi tante volte, e questo secondo me a lungo andare negli anni ha creato situazioni come questa. Cioè, detto questo, non dovrebbero esserci da una parte né dall'altra. Su questo mi trovo perfettamente d'accordo con Fredda, in questo senso. Non dovrebbero esserci atteggiamenti di estremismo da una parte e dall'altra. Lo dice uno che ha un nonno che è stato incarcerato dalle camicie nere solo perché si ascoltava Radio Londra. L'hanno beccato che si ascoltava Radio Londra e l'hanno messo in galera. Cioè, quindi, ripeto, però in questi anni secondo me sono stati dati dei messaggi sbagliati di incitamento all'odio del diverso, di tutto quello che poteva essere diverso da parte di alcune forze politiche per fini elettorali, ovviamente. E questi sono purtroppo i risultati. Io spero che chi ora rappresenterà in futuro le istituzioni interverrà non tanto con provvedimenti radicali, punitivi, coercitivi che servono fino a un certo punto, ma con cambiare quello che è l'approccio proprio culturale. Deve essere fatto un processo anche di comunicazione, secondo me, in questo senso. Rocco. Io mi trovo abbastanza in questa analisi. Non penso che ci sia un rischio fascista come ricostruzione del partito fascista come è stato durante il ventennio. Ecco, quel rischio non lo vedo, se non altro perché, come ci diceva qualcuno prima di noi, la storia si ripete o come farsa o come tragedia, ma speriamo di evitare la seconda. E anzi sono convinto che il governo Meloni avrà qualche problema di proposta, ma penso che il suo significato storico, se possa avere un significato storico,
possa essere anche quello, come è stato detto prima, di avere chi viene da una matrice, diciamo, missina, quindi di quel tipo, inserito nelle istituzioni democratiche. E quindi secondo me questo potrebbe essere anche un ruolo storico che avrà questo governo, dove insomma persone che vengono da quella cultura politica stanno dimostrando insomma di non sciogliere i sindacati, di non fare il minkul pop. Spero che continui così. Secondo me il tema è effettivamente invece il fascismo più inteso nella sua accezione filosofica, nella sua accezione come arrivo di un momento di indifferenza, di rabbia, di pensiero che il diverso vada per forza annichilito. Allora, in questo senso a me sembra che invece si debba lavorare proprio sull'indifferenza, sul contrastare la violenza. Un ragazzo che accoltella un altro ragazzo alle macchinette perché non lo fa passare davanti non è fascismo, e certo non c'è una matrice politica, ma mi preoccupa allo stesso modo. Per cui cerchiamo di capire come la violenza stia venendo sdoganata, come ci sia stata probabilmente anche una forma di repressione delle emozioni, delle sensazioni, della socialità durante la pandemia, che oggi rischia di esplodere. Non so se esploda come conflitto politico, sicuramente rischia di farlo a livello sociale, ma sicuramente va fatto soprattutto sulle generazioni più giovani, per fare in modo che la discussione sia sempre all'interno di confini democratici. Per cui io non condanno la preside per la lettera che ha scritto, magari pur non condividere al 100%, perché comunque è un atto che produce un dibattito, e mi sarei aspettato che comunque il ministro difendesse una persona che lavora nella sua squadra. Come io, diciamo, da consigliere comunale, da amministratore, cerco sempre di difendere chi lavora per la struttura per cui lavoro, soprattutto quando produce dibattito. La preside attacca il ministro anche con quella lettera, quindi il ministro, io sono d'accordo con te, da un lato il ministro avrebbe dovuto cercare di lavorare a fianco alla preside, no? E avrebbe dovuto difendere la preside, però la preside con quella lettera decide di fare un atto politico. Non sta solo denunciando un fenomeno legato al mondo giovanile, su cui tra l'altro sono perfettamente d'accordo e non attiene alle ideologie, alle matrici politiche. La preside fa un atto politico. Tante volte ci siamo scontrati, quindi scontrati in dibattiti, in banchetti vicini, per cui insomma siamo anche la dimostrazione che si possa fare politica da parti diverse, ma nel massimo del rispetto e della democrazia. Allora, ultimi 5 minuti a proposito di banchetti, parliamo di elezioni amministrative velocemente, poi stasera racconteremo nel nostro telegiornale, so che la nostra Anna De Roberto è passata anche da lei per raccontare insomma il progetto, uno dei tanti progetti insomma della sua corsa a candidato sindaco, il parco Ali Dorate. Lei in questi giorni ha parlato di un altro tema che torna sempre quando ci sono poi le elezioni, che è quello dei seggi nelle scuole. La data, 14-15 maggio, ancora di più, come dire, con le scuole aperte, pone di fronte il problema di far perdere giorni di scuola ai ragazzi, e ha lanciato questa petizione per cercare delle proposte alternative. Come sta procedendo questa petizione? Un po' di soluzioni sono già venute fuori, un po' di proposte, vero? Sì, sta procedendo molto bene. Effettivamente è un tema molto sentito soprattutto dalle famiglie, anche dagli insegnanti, perché se si vota come sarà il 14 e 15 maggio con potenziale ballottaggio sempre a maggio, significa che potenzialmente potremo arrivare a perdere 4 giorni di scuola in quel momento dell'anno. E oltre a dire spostiamo i seggi, mi stanno arrivando molte proposte, centri civici, Villa Letizia per esempio nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Allora, ho parlato col sindaco Conte. I tempi sono stretti, nel senso che come funziona? Il comune deve preparare un dossier che manda alla prefettura, e la prefettura diciamo accoglie questo spostamento, che effettivamente comporta anche delle difficoltà per quanto riguarda insomma il cambio delle tessere elettorali. Diciamo che quello che io ho proposto al sindaco Conte è: partiamo magari anche con 2 o 3 scuole. In altri comuni sono riusciti a farlo, magari lavorando più per tempo, però sono riusciti a farlo. Se ci saranno dei disagi, facciamo un patto tra candidati che come dire, ci facciamo carico noi comunicativamente, politicamente, dei disagi che ci possono essere, perché c'è una buona finalità. Non ce la si fa questa volta, però iniziamo a parlarne in campagna elettorale e il giorno dopo sediamoci, perché ogni volta perdere 4 giorni
per votare per il futuro mi sembra un controsenso quando andiamo a togliere giorni di istruzione a quello che è il nostro futuro. Freda, insomma, è un tema che ritorna, quello dei seggi nelle scuole. Sì, no, sugli spazi probabilmente effettivamente avrebbe senso trovare degli spazi alternativi, poi bisogna capire quali e se riescono a non far perdere i giorni di scuola ai ragazzi è sicuramente un fatto positivo. Sulle date io devo dire che sono contento che si voti a metà maggio, perché ultimamente si votava sempre a giugno inoltrato, è successo anche per il referendum sulla giustizia l'anno scorso, e secondo me quella cosa era una cosa che depotenzia la democrazia, perché purtroppo c'è da dire che non tutti hanno un senso civico altissimo. Non in ferie, dice. Sì, a giugno. Però questa volta c'è la Donata Nazionale degli Alpini a Udine, questo è un po' il 14 di maggio, quindi questo ha un po' messo i bastoni fra le ruote, anche se... capito, c'era chi era in ferie e chi semplicemente decideva di andare al mare. A metà maggio probabilmente è più facile che tutti siano a casa e si rechino alle urne. Vedremo. Andreatta, giusto trovare degli spazi alternativi, però è una cosa che, come si dice della legge elettorale, sempre che non si cambia mai quando si arriva poi al dunque, una cosa dovrebbe essere magari programmata ben prima che si arrivi proprio a ridosso delle elezioni. Sì, poi in Italia ormai ci siamo abituati, quindi voglio dire, del bisogno si fa virtù. Ecco. Però sì, andrebbe sicuramente attuata una programmazione più chiara, su questo siamo assolutamente d'accordo. Bene, allora grazie davvero, il tempo è finito. Grazie ai nostri ospiti Nicolò Rocco, Gerodem Andreatta e Raffaele Freda per essere stati con noi. Questa sera 19:30 il nostro telegiornale, racconteremo la politica, la cronaca e tanto ancora. Arrivederci.